Castelgomberto. Oggi facciamo un giro ad anello di circa una decina di chilometri e toccheremo un paio di punti storici. Vi metterò ovviamente tutti quanti i riferimenti sul percorso Wikiloc che troverete aprendo la descrizione di questo video, oppure se preferite arrivate in fondo al video e col QR code accederete automaticamente al percorso. Siamo in inverno, lo faccio sempre in inverno, in febbraio, questo percorso, perché trovo che tutto sommato siano i percorsi buoni da fare per l'allenamento. Sulla storia di Castelgomberto, perché è stata importante qua per la vallata e soprattutto molto conosciuta per quel che riguarda il campo di aviazione. Castelgomberto tra l'altro ha un paio di ville, di cui una ogni tanto, soprattutto d'estate o in primavera, la aprono alcune domeniche come visita, e l'altra invece ci sono gli edifici comunali. Comunque una bella cittadina. Abbiamo trovato anche una bella giornata di sole, ecco, non ci rimane che andare. Superate alcune case ci troviamo di nuovo nella strada asfaltata, dove seguiamo per via Montemori, contrada Santo Stefano. Come si vede anche da queste indicazioni, noi svolteremo a destra. La panchina dell'amore, sedetevi, baciatevi, vi amerete tutta la vita. Ecco, ma ci sediamo, non mi bacio da sola. Ecco, vabbè, torniamo. Giù sotto c'è Valle di Castelgomberto, in mezzo agli ulivi, più giù c'è Sovizzo. Troviamo indicazione 202 Gemi Val di Barco e prendiamo questa sulla destra, quindi lasciamo la strada asfaltata e prendiamo a destra. La Val di Barco è proprio quella che abbiamo qui di fronte.
ho fatto caldo. Qua continuiamo a scendere, è un po' fangoso in questo punto, ma ecco, come vi dico, se lo fate in pieno inverno è facile. Calcolate bene le tempistiche. Qui adesso siamo all'ombra, sono circa le 10:38. Ecco, quello che volevo dirvi è che questa era una zona vulcanica, quindi non stupitevi se troverete delle fonti termali. Ovviamente non termali da farci il bagno, ci sono dei resti perché oramai non funzionano più. Poi prima di rientrare a Castelumberto vi farò vedere anche un posto particolare da dove raccoglievano le pietre per la costruzione qui della zona. Come potete vedere qui c'è un'oasi per le salamandre. Ecco, alcuni tratti sono un po' insidiosi col fango, però vabbè, ormai stiamo andando verso la parte col sole. Risbucati dal bosco abbiamo trovato anche qualche sgabbiotto, chiamo così, sgabbiotto da caccia, per cui fate attenzione al periodo della caccia. E abbiamo trovato un bel po' di fango. Ecco, io adesso c'è un po' di prato, mi sto un po' ripulendo le scarpe perché, caspita, quando si riempie di fango sotto poi comincia a scivolare, non è mai una bella cosa. Vi faccio vedere un attimino com'è qua. È pieno di prima, pieno. E che ve lo dico a fare, ovviamente non è potabile, cioè, ecco, vabbè, c'è anche quello piccolo lì, ma manca, no? Poco dopo la sorgente ci troviamo a questo bivio e noi teniamo la sinistra. Ecco, sull'indicazione dei colori, siccome ci sono tanti sentieri che si intersecano qui, io ve li faccio vedere, ma non è... continuiamo a cambiarli perché abbiamo messo insieme vari sentieri per fare questo percorso d'anello. Allora vabbè, adesso lo sto facendo dietro, ma praticamente quando arrivate alla casa dove c'è la fonte termale, che si chiama anche Fontana Checa, verso Fontana Checa troverete una deviazione che va dietro. Ecco, io sono passato davanti, ma ho chiesto gentilmente passate dietro, guarda che è una casa privata, e andiamo verso Motto.
qui si scende abbastanza fino alla valle di Castelgomberto, poi si risalirà per tornare a Castelgomberto. Come vedete ancora c'è un segno rosso. Allora sì, confermo io il 202, quindi scendiamo anche abbastanza velocemente. Regina Pacis. A questo punto andiamo alla sinistra, andiamo proprio verso la chiesa. Ecco, noi seguiamo tutte le varie strade, stradine semiasfaltate, non, fino alla chiesa Regina Pacis, poi da lì faremo la deviazione, non continueremo per la strada asfaltata. Dunque qui in Val di Barco c'è anche un agriturismo. In info box, se volete aprirlo andate sul titolo dove c'è scritto altro, 3 puntini, cliccate lì, si apre la descrizione, vi metterò il link perché non so gli orari e nient'altro. Adesso comunque penso che ve lo metterò lì, che così se per caso volete unire anche una mangiata ci sta. Siamo al Ponte de Ferro, sempre sull'ortogonale 1 che vedete spesso nei miei video. Questa è la strada che va su verso Torreselle, questa è la Regina Pacis che vediamo, anche aperta oggi. Passeggero che passi per questa via inchina il capo e saluta Maria. Ecco, ci sta. 1945. Lasciata la chiesa, noi prendiamo per via Regina Pacis sulla destra. Noi veniamo da qui, proseguiamo diritti sulla sinistra. Si rifà di nuovo un po' fangoso, ma è una zona con tanta acqua. Anche le viole, mamma mia. Qui prendiamo per i piccoli sentieri. 206.
Dunque qui troviamo una serie di grotte, andiamo un attimo a esplorarle. Io dalla grotta vi saluto, dalla Priera vi saluto, anche perché è l'ultimo tratto, poi torniamo in centro paese, quindi vengo a salutarvi qui. Spero che vi sia piaciuto questo percorso. Se avete suggerimenti in zona mettetelo pure nei commenti, non mi offendo, segnalatemi pure se ci sono problematiche anche sui video, mi fa sempre piacere. Io vi saluto e come sempre mettetemi un bel like se vi è piaciuto, guardate e scaricate Wikidoc, che è completamente gratuito e che troverete tutto il percorso, molto bello. Se vi interessa anche altri percorsi a Castelgomberto, dove c'è la chiesa, sulla sinistra c'è un tabellone dove, inquadrando il QR code, riuscite a scaricarvi il percorso, che però non corrisponde del tutto ai segnali che troverete sul sentiero, per cui o seguite col cellulare oppure appunto seguite comunque col cellulare o se non sono le cartine, ma io proseguo. Mi stavo schiantando oddio, a causa del fango mi sono scivolata, vabbè, comunque anche qui pieno di primule. Il percorso mi è piaciuto, sì, è una zona che non conoscevo sinceramente, interessante, almeno per questo percorso è stato interessante e spero sia piaciuto anche a voi. Noi veniamo da qui, saltiamo questa e andiamo per questa.